derby veneto questa sera qui a San Martino tra la Lama San Martino di Lupari e il Wuber Famila Schio a dare il suo contributo. Qui la palla dentro per Giuaz che si gira ancora sui perni, buona difesa questa volta di Conte e il rimbalzo offensivo a controllare la palla già dall'altra parte, l'1 contro 1 col tiro in corsa e altri 2 punti. Certo, è partito con un atteggiamento da playoff, vuole assolutamente. Da lì i blocchi sulla linea di fondo, ci si perde e errore in difesa da parte di Schio, e qui in WNBA quindi si conoscono anche molto bene. Qui altro taglio di Keys e altri 2 punti. Potrebbe essere anche una soluzione proprio di coach Piazza per non... Ha parecchi muscoli, parecchia energia e di sicuro non si tira indietro qui. 34 da giocare, sempre questo più 9 per Schio, la palla in lunetta per Keys. Entra Sottana al suo posto. Tra l'altro Schio, squadra che perde meno palloni di tutti in Serie A, torna indietro, fuori la palla per Penna, dentro ancora per Giuaz che si gira, 5 secondi da giocare, palla dentro per Giuaz che si gira sul perno allo scadere del quarto. Conte sta cercando però con piccole cose di... Attenzione, qui canestro troppo facile. Le serviva per portare a casa la partita e finora ce lo sta facendo, che spinge la transizione, palla in mezzo da 3 punti per Sottana, che avranno Bestagno, Giuez e compagnia bella e la fisicità come in questo caso di Parks. Ribaltamento di palla, prova a anticipare Turcinovic, non ci riesce, concede un tiro, sicuramente in questo momento è basso per San Martino. Qui bellissimo attacco di Schio. In punta è chiaro che ti scopri facilmente. Altro canestro in transizione, Conte che si prende il palleggio arresto e tiro da 2 punti, cortissima la propria conclusione, però poi recupera la palla e finalmente San Martino brava però da lì a resistere in difesa, a far sbagliare la giocatrice di Schio, e nell'extra possesso controllato da Parks, subito la palla dall'altra parte per Guia, sbaglia la conclusione. Rimbalzo lungo e può distendersi in transizione San Martino con il tiro da 2 punti di Conte. Schio non ci pensa un attimo a fermarsi, invece subito la palla per Verona che batte facilmente. I 4 falli, è chiaro che Sol deve dare, ecco il suo tiro da 3. Organizza l'attacco ancora a puntare in 1 contro 1 col penetra e scarica, poi ancora per Schio con la palla per Kiss, dentro per Giuez, rientrata in campo, prova di nuovo fuori Conte che parte in 1 contro 1 e poi bellissimo passaggio sul taglio sotto canestro a Venezia, il recupero e contro un'altra corazzata come Venezia, e qui intanto il tiro da 3 punti di Turcinovic, andare in 1 contro 1, buona la difesa di Turcinovic, torna la palla fuori per Penna che si alza da 3 punti, la palla di nuovo per Russo, altro blocco, poi Russo col tiro dalla lunetta, tentativo di palla dentro, ci mette bene la mano San Martino di Lupri, con recupero e poi in transizione Guarise. Sottana ancora col palleggio vivo, andare in 1 contro 1, si arresta, prende il tiro dalla lunetta, le uscite e il brutto passaggio da parte di Guarise, il recupero da parte di Sottana che preferisce mandare a segnare la compagna, ancora la palla per Sottana, arriva il blocco, Sottana prendersi allora il palleggio arresto e tiro da 3 punti, fare blocco per recuperare un altro, per recuperare un pallone. Sì, anche in una e sugli imminenti playoff. E sai anche un'altra cosa probabilmente, e lo sentono anche le giocatrici di Schio. Qui Guarise decide di tornare fuori da Russo, sono 5 secondi da giocare, dovrà forzare Russo allo scadere dei 24 e pesca il jolly, dentro ancora per Reisengenova che si gira bene sul perno, nuovamente inconsegnato con Parks che brucia il difensore, 1 contro 1, scarico all'ultimo secondo, ancora da lì a giocare sui blocchi, trova dentro Diacumpa che si appoggia bene al tabellone, un ottimo difensore Kripa, tiene bene col fisico, poi bel passaggio di Turcinovic, perché considerando le difficoltà in attacco, la pressione difensiva è stato veramente un bel canestro. Qui l'1 contro 1, Turcinovic poi a penetrare e a scaricare molto bene per Arado, per Verona arriva il blocco di Reisengerova, ancora Verona in mezzo alle gambe, poi il tiro da 3 punti, un ottimo canestro. Da lì dall'altra parte sfrutta il blocco e si prende il palleggio arresto e tiro, e con l'aiuto di Ferro e tabellone dentro per Bestagno a giocare l'1 contro 1 contro Turcinovic, Russo fuori ancora per Diacumpa, per Arado,
poi la palla nel backdoor di Turcinovic. Finisce allora così a San Martino di Luperi l'11ª giornata di Serie A1 targata Tech Find, con la vittoria del Famila Vuber Schio contro la Lama San Martino di Luperi